Nicola e Fancello che si teneva al MAN. Noi abbiamo fatto un'anteprima qui con la direttrice appunto del MAN e abbiamo parlato di questi tre straordinari artisti che hanno animato, nel senso letterale della parola, la grande realtà dell'Olivetti, del fondatore di Adriano Olivetti. Oggi invece parliamo del ruolo delle gallerie d'arte nel dibattito culturale, sociale, politico anche in questa città che non stupisce mai nonostante l'apparente sonnolenza che attanaglia i suoi abitanti per la vivacità culturale che dà questi straordinari acuti. Scusate, lo so. Scusate, questa città che ogni tanto dà degli acuti, uno dei quali fu rappresentato certamente dalla Chironi 88, che a metà degli anni 60 portò nel capoluogo della Barbagia, una città ancora più isolata di oggi, tutte le più interessanti e importanti avanguardie dell'arte mondiale. Però prima di passare al discorso artistico vero e proprio, vi prendo qualche secondo per ricordare Maria Giacobbe, che è scomparsa qualche giorno fa, il 27 gennaio, grande scrittrice nuorese, anzi certamente la più grande dopo Grazia Deledda, e che giustamente è stata accostata al grande premio Nobel, ma secondo me aveva in comune con lei soprattutto una cosa: aveva capito che per apprezzare, per vedere, per leggere la città, questo straordinario mondo che si agita in questa perenne contraddizione fra mondo agropastorale e progresso, bisognava allontanarsene quanto più possibile. Grazie a Deledda si limitò ad andare a Roma. Maria Giacobbe arrivò fino a Copenaghen, dove ebbe anche una seconda vita letteraria, anche perché anche in Danimarca si affermò come scrittrice significativa e importante, ebbe tanti riconoscimenti, eccetera. Prossimamente, in primavera, dedicheremo un martedì letterario certamente a Maria Giacobbe e ne parleremo più diffusamente. Ora invece passiamo all'argomento centrale della serata. Si parlava della Chironi. La Chironi 88 nasce come una stella cometa precipitata nel cuore del centro storico di Nuoro, in un quartiere di Pastori, per l'iniziativa di una donna straordinaria che era Sandrina Piras, una donna che certamente aveva maturato nel suo DNA un intuito per quelle che erano le tendenze che proprio in quel periodo storico, cioè stiamo parlando a metà degli anni 60, l'Italia era nel pieno del cosiddetto boom economico, che appresso portava anche tendenze anche rivoluzionarie in tutte le arti, in letteratura, in pittura, in scultura, nelle scienze. Fu un periodo di grande fermento a cui si accompagnavano questi nuovi artisti che, superando la tradizionale, diciamo, visione dell'arte, cioè quella che riproduce, sia pure in termini di sensazioni, la realtà, l'arte che si libera dalla realtà ma diventa il segno nello spazio sostanzialmente. Poi i miei due validi relatori saranno molto più esaurienti di me al proposito. Sandrina Piras fu un evento straordinario. Adesso poi loro ricorderanno tutti i grandi artisti che sono passati da qui quando ancora non erano grandi, e quanta della più significativa arte nuorese di quell'epoca trovò la sua vera identità grazie proprio a Sandrina Piras e alle sue mostre, alle sue attività collaterali, i dibattiti, le iniziative, eccetera. Uno su tutti, che conosciamo tutti, è Gino Froghieri, che era un altro pittore, fino alla Chironi 88 era un pittore dal realismo socialista, dipingeva i lavoratori, i mostri di Buggero, eccetera.
arriva alla Chironi 88 e butta a mare tutto quello che aveva fatto finora e diventa un altro pittore, comincia a esplorare veramente i suoi confini di rapporto con lo spazio, con la linea, col tempo e con l'arte. E così tanti altri, ripeto. Sandrina Piras, tra l'altro, nella sua vulcanica attività a fine carriera artistica, fu incaricata dall'amministrazione comunale di catalogare tutto il significativo patrimonio di opere d'arte che negli anni si erano accumulate all'interno dell'amministrazione e scoprì un vero e proprio tesoro, oltre quelle che erano le sue aspettative. Un tesoro che integrato dai patrimoni di altri due enti come l'amministrazione provinciale e la Camera di Commercio costituivano un corpo di grandissimo valore che sarebbe stato un delitto sottrarre alla fruizione generale della gente, degli appassionati, ma non solo, anche di quelli che in un colpo solo potevano avere un quadro d'insieme dell'arte, soprattutto degli artisti sardi, che non sono di poco valore. E così lei matura l'idea di quello che poi sarebbe diventato il MAN. E il MAN, sapete, oggi è un'istituzione di assoluto rilievo nazionale. Quell'idea ha avuto, quel seme ha dato frutti più che buoni e ottimi e continua a promettere raccolti sempre più abbondanti. Detto questo, passo la parola a Carlo Maccioni, storico dell'arte, critico e studioso anche nel dettaglio del ruolo sociale e culturale della Chironi 88. Quindi Carlo ci... Intanto vi ringrazio per avermi chiamato a partecipare a questo evento per parlare della bellissima esperienza della Galleria Chironi 88. Però come introduzione parto dicendovi cos'è una galleria d'arte. La galleria d'arte è uno spazio commerciale che vende opere d'arte. Ci sono varie gallerie, vari tipi di indirizzi all'interno delle gallerie. Ci sono le gallerie più prettamente commerciali, ci sono delle gallerie di tendenza che quindi propongono solo certi tipi di linguaggi dell'arte e ci sono invece delle gallerie di avanguardia. Ovviamente ci sono anche gallerie di altro tipo. Nella storia dell'arte in Sardegna ci sono state gallerie che sono state gestite da corniciai, che sono state gestite da artisti e quindi restituiscono anche in qualche modo tutto il panorama che la cultura del luogo può portare avanti. Nel percorso però dell'arte contemporanea in Sardegna, l'inizio proprio dell'arte contemporanea in Sardegna non le vede le gallerie. Infatti dagli anni 50, dagli anni della formazione di Mauro Manca, ci vogliono più di un decennio per vedere le prime gallerie. Non che le gallerie mancassero in Sardegna, ci sono gallerie storiche della prima metà del Novecento, come la Galleria Palladino di Cagliari, dove va Ciusa per esempio, o dove vengono proposte tantissime altre ricerche visive, però queste gallerie in Sardegna non hanno un grande impatto sul pubblico. Sono gallerie che magari propongono anche cose innovative, ma le propongono all'interno di un discorso che non ha un filo conduttore determinato, cioè passano da una proposta di un artista naif alla proposta di un grande artista. Generalmente le gallerie in Sardegna in questi primi 30, dagli anni 50 in poi, vivono poco, durano pochi anni e appunto sono gestite da figure che non sono dei veri e propri galleristi. E quindi questo principio dell'arte contemporanea in Sardegna inizia a vedere le prime gallerie solo la prima grande comparsa di una galleria negli anni 60 a Cagliari, e viene notata questo evento, cioè una mostra d'arte, solo perché questa mostra d'arte si svolge all'aperto in una strada, in un portico di Cagliari, e appunto le proposte visive degli artisti coinvolti, vi cito solo due nomi, Gaetano Brundu e Antonio Azza, propongono le loro opere molto d'impatto, opere fatte con le sabbie, opere fatte con sacchi di juta all'aperto, e quindi la polemica e quindi la visibilità di queste mostre è solamente per questo motivo, perché si svolgono all'aperto. Gli spazi in questo periodo della storia dell'arte sono gli spazi del
delle istituzioni pubbliche, la Biennale di Nuoro dove si afferma Mauro Manca, le strade di Orani dove Nivola porta le sue sculture a contatto con gli abitanti di Orani, l'Istituto d'Arte di Sassari che nasce in quel periodo e viene diretto subito da Mauro Manca, alcune riviste fondamentali come la rivista Icnusa che dedica alcuni numeri al contesto dell'arte in Sardegna, alla discussione che c'è dentro questo periodo di forte volontà di rinnovamento da parte degli artisti, e poi gli spazi alternativi creati da alcuni gruppi, come possono essere i gruppi di Sassari, il gruppo A, il gruppo della Rosa, o a Caglia il gruppo di iniziativa, Centro di Cultura Democratica, gruppo transazionale e Centro di Arti Visive, e l'impegno degli artisti e di pochi altri che sostengono queste realtà. Invece, a partire appunto dagli anni 60, da metà degli anni 60, con la Galleria Chirino 88, iniziano a comparire delle gallerie, una galleria che ha una vita lunga e con un programma anche ben determinato. Ripeto, le gallerie non mancavano, solo per citarne alcune presenti a Nuoro c'era l'Acquario, che era qua a pochi metri da dove ci troviamo ora, che era di Antonio Silva aperta da Antonio Silva e da Degonare, che propone Aligi Sassu, che propone Pietro Antonio Manca, Libero Melerina e altri. C'era a Nuoro la Galleria 31, creata da Antonio Ruiu, quindi un artista e poeta che nel corso crea una piccola galleria, però sono tutte realtà che durano pochi anni. C'era il Pozzo, anche qui a pochi metri da dove ci troviamo, e il Portico, che invece è una galleria che è ancora in attività, ma ha avuto, non è una galleria comunque che propone un linguaggio d'avanguardia. Nel 66 invece nasce, fondata da Sandra Piras e da Pasquale San, la Galleria Chirino 88, che nasce con un altro nome, nasce con il nome Galleria 1 e subito dopo, nel giro di pochi mesi, cambia nome in Galleria Chirino 88 per identificarsi col luogo dove nasce. E nasce con una precisa volontà, è la volontà di portare al pubblico nuorese, in una realtà difficile come era quella degli anni 60 di Nuoro, della Barbagia e della Sardegna, un linguaggio nuovo, delle proposte nuove. Quindi la volontà è, lo si legge proprio nel testo di inaugurazione della galleria, quello di proporre al pubblico sardo nuovi linguaggi dell'arte, la cultura del e la cultura del contemporaneo. Sia per un fatto puramente culturale, sia per un fatto di dare a questo territorio che è profondamente disagiato, ma è contemporaneamente ricco di energie e di attese, la possibilità di conoscere i nuovi linguaggi dell'arte. La storia della galleria si può ricostruire più o meno in 4 periodi, si può storicizzare in 4 periodi, ed è una storicizzazione che dà la stessa Sandra Piras in alcune interviste che lei porta avanti durante gli anni o successivamente alla sua attività. Sono interviste di Anna Maria Janen, sono interviste nella rivista Telema. Il primo periodo, che va dall'inverno del 66 fino agli inizi degli anni 70, vede la galleria affrontare una grandissima serie di manifestazioni nel breve tempo, mostre che duravano un mese, mostre che duravano 15 giorni e proponevano soprattutto per oltre la metà grandi artisti del panorama internazionale. Questo oltre il 50%, come vi ho detto, degli artisti sono artisti che hanno partecipato alla Biennale di Venezia, che hanno partecipato alla Quadriennale di Roma, e solo per citarvene alcuni senza fare un elenco di nomi: Primo Brindisi, Gianni Dova, Emilio Scanavino, Treccani, Virolli, Vincenzo Frunzo. Sono artisti molto affermati e che propongono anche un linguaggio molto innovativo per l'epoca, il linguaggio che si afferma nel dopoguerra, molto contemporaneo. Allo stesso tempo però Sandra Piras decide di portare avanti in contemporanea la proposta degli artisti sardi. Sono sia artisti sardi affermati, vi ho parlato prima di Mauro Manca, ma anche artisti giovani che nel tempo stiamo affermando, come può essere Paola Dessì, come può essere Gino Frogheri, come può essere Giovanni Nunis. Contemporaneamente inizia anche un dialogo serrato con le istituzioni pubbliche. Ci sarà nel 67 il premio dell'Enal, dove darà una serie di premi, alcuni nomi che poi diventeranno grandi e famosi nell'arte contemporanea in Sardegna, come Sergio Cara, come Vincenzo Satta, come Giovanni Antonio Pintori e altri.
Questo percorso è volto a aggiornare il pubblico in Sardegna sulle proposte, sulle proposte sarde e sulle proposte internazionali di arte. Un secondo periodo invece arriva con l'inizio degli anni 70, quando la galleria rallenta il ritmo delle sue proposte, evidentemente conscia del fatto che ha formato in qualche modo un certo pubblico all'interno del suo ambiente, di Nuoro e della Sardegna, e inizia a proporre una serie di mostre dedicate principalmente ad artisti sardi. Sono quegli artisti sardi che si sono formati con i linguaggi dell'avanguardia, con i linguaggi del contemporaneo, come può essere Primo Pantoli, Italo Antico, Maria Grazia Oppo, Gino Frogheri, Gino Panzino, Maria Lai, Costantino Nivola e Angelo Liberati. Il focus è prettamente spostato su dare spazio e dare la possibilità di affermarsi a questi artisti, che sono quasi tutti tendenzialmente artisti abbastanza giovani nel panorama sardo. Contemporaneamente la galleria, pur puntando a dare valore a questi artisti sardi, non abbandona la proposta di grandi artisti internazionali. Nel 75 c'è una storica mostra dei maestri dell'arte americana, Andy Warhol, Klaus Oldenburg, Jasper Jones e altri, oppure anche grossi artisti del panorama europeo come può essere Pistoletto, come può essere André Verdè. Questo periodo finisce nel 78. Nel 78 infatti Sandra Pira si rende conto che è il momento di fermarsi e continuare con l'esposizione permanente, con le opere degli artisti permanenti, ma di rallentare e di stoppare proprio l'esposizione temporanea, perché si rende conto che c'è bisogno di una riflessione su qual è anche l'offerta culturale che si può proporre al pubblico e qual è il ruolo che una galleria, che uno spazio culturale deve avere. Passano alcuni anni e all'inizio degli anni 80 ricomincia la stagione delle mostre temporanee. All'uscita appunto di questo periodo di riflessione lei si rende conto che per far crescere l'ambiente culturale in Sardegna è necessario iniziare un dialogo molto serrato con le istituzioni pubbliche e iniziare anche un processo di storicizzazione delle proposte che sono state portate avanti negli ultimi 25 anni di arte contemporanea in Sardegna. Quindi da una parte l'impegno nel continuare a sostenere questi artisti. Vi cito solo alcuni casi: la mostra delle artiste, una serie di 3 mostre di artiste donne intitolate Istanze Contemporanee, con l'obiettivo appunto di far emergere queste presenze al femminile. Questo è uno dei grandi eventi citati da Caterina Verdi Slimelani come impegno femminista in Sardegna, e poi la volontà di portare avanti ancora questi grandi artisti del panorama sardo e in contemporanea le proposte più interessanti del panorama europeo, come può essere Piero Dorazio, come può essere Luigi Veronesi. Però appunto è il momento in cui si rende conto che le istituzioni devono essere le figure impegnate a portare avanti un discorso culturale. E in questo contesto lei inizia a collaborare con la Biblioteca Satta, col Comune di Nuoro, con la provincia di Nuoro e con l'Università di Cagliari, e a portare avanti alcuni grandi progetti, che sono quei progetti di storicizzazione che poi andranno a formare e a raccontare la storia dell'arte contemporanea in Sardegna dai inizi del Novecento. Infatti nell'82 porta avanti con Salvatore Naizza, docente dell'Università di Cagliari, una grande mostra che è la pittura della prima metà del Novecento in Sardegna, grande momento di storicizzazione sui grandi artisti del passato, Biasi, Dell'Itala, Francesco Ciusa e tutti questi grandi artisti della prima metà del Novecento. E l'anno dopo un altro importante capitolo di storicizzazione dell'arte contemporanea in Sardegna è Nuove tendenze negli anni dell'autonomia, con la Biblioteca Satta, col Comune di Nuoro, un grande evento diviso in 3 spazi a Nuoro che propone le ricerche di tutto il panorama artistico in Sardegna e che poi l'anno dopo sarà esposta anche a Cagliari negli spazi dell'università, anche perché si innesca questo meccanismo con l'università che viene portato avanti. E contemporaneamente continua a proporre nella galleria mostre temporanee e gli artisti permanenti della galleria e a collaborare in grandi eventi come può essere legarsi alla montagna di Maria Lai, come può essere
tutto l'evento legato a Salvatore Camboso del 1984 a Orotelli. Ultimo periodo di attività della galleria è invece quello da metà degli anni 80 fino alla chiusura intorno al 97-98, che coincide appunto, come è stato detto, con la nascita del MAN. Sandra Pires in questo periodo ha già una sessantina d'anni, continua con un ritmo molto rallentato le esposizioni di artisti, sempre mantenendo quel suo discorso di artisti di spessore e con delle proposte culturali di alto livello, come possono essere Vittorio Tolu, come possono essere Gaetano Pinna, Roberto Puzzu, gli artisti della rivista Telema di Cagliari, i fotografi della Galleria Foto 13 di Cagliari di Mauro Rombi, Gino Froghieri, e ancora la collaborazione con Salvatore Naizza. E qui si interrompe appunto con la metà degli anni 90 le attività della galleria, che però in realtà hanno una loro continuazione o avrebbero avuto una loro continuazione con il Museo MAN. La collezione del Museo MAN, come sapete, è stata scelta, tra virgolette, da Sandra Piras, che ha portato avanti una serie di sia acquisizioni delle opere che provengono dal comune, dalla provincia, dall'ente del turismo e dalla Camera di Commercio, ma anche con l'acquisizione di 600 opere da lei scelte per creare la collezione permanente del MAN. E questa è fondamentalmente una parte fondamentale dell'eredità dell'attività di Sandra Piras, che è uno di quegli eventi, uno di quegli eventi fondamentali dell'arte contemporanea in Sardegna e letteralmente dell'aggiornamento del pubblico sardo, degli artisti sardi, in questi più o meno 30 anni da quando l'arte contemporanea è sbarcata in Sardegna dal 57. E concludo. Grazie Carlo anche per la mirabile sintesi con cui ha messo tanta Spero di carne non al aver fuoco. sforato troppo. Che se c'è qualcuno che ha delle domande da fare adesso, se no passo la parola a Elisabetta Masola, che affronterà sulla stessa linea il discorso più della contemporaneità. Elisabetta Masola, prego. Buonasera Curatrice del MAN, scusate. Innanzitutto ho sentito grazie, perché è bello vedere come la comunità nuorese partecipa in maniera così attiva a tutte le iniziative che vengono proposte su vari livelli. Spero mi sentiate, io non ho un tono di voce molto alto, devo dire. Credo di no. E per il web. Sono per il web. Quindi questo invito mi ha portato a fare delle considerazioni su più livelli, chiaramente sul territorio, sulla figura di Sandra Piras, sul ruolo delle istituzioni private e pubbliche qua a Nuoro, perché è un dato di fatto che Nuoro ha una concentrazione di luoghi della cultura che è invidiabile, non soltanto a livello regionale ma anche più ad ampio raggio, perché c'è un grandissimo numero di musei pubblici e privati. E chiaramente i semi di questa attività culturale vanno rintracciati proprio nel ruolo di Sandra Piras, e grazie a questo invito ho fatto delle considerazioni sull'importanza di questa figura, e in effetti le considerazioni possono essere diverse. Io non sono nuorese, quindi abito qua da pochi anni e ho imparato a conoscere il territorio con l'attività che porto avanti al MAN e poi chiaramente attraverso i miei studi e le mie ricerche. E ci sono due mostre in particolare che ho coordinato al MAN, che mi hanno aiutato a capire come doveva essere la Nuoro degli anni 60. Una di queste è Carlo Levi, Tutto il mele finito, che è stata ospitata al MAN 2 anni fa. Come sapete, Carlo Levi, intellettuale di spessore, pittore, scrittore, lui si interessa al territorio della Barbagia proprio in relazione alla questione meridionale, e viene in Sardegna per 2 volte. La prima volta nel 1952 e la seconda volta a distanza di 10 anni nel 1962, e descrive un territorio complesso per certi versi, un territorio che si
si sta affacciando alla modernità, ma che è ancora molto legato alle proprie tradizioni, che sono altre rispetto al resto dell'Europa. E l'altra mostra che mi ha aiutato a comprendere nel profondo il territorio nuorese di quegli anni è una mostra dedicata alla fotografa Lisetta Carmi. Anche Lisetta Carmi trascorre molto tempo in Sardegna, in diversi periodi, tra cui proprio il 1962, che guarda caso è lo stesso anno di Carlo Levi. E c'è uno scatto che adesso è parte della collezione permanente del MAN, ed è il funerale del carabiniere Nato Liscialli. Tra l'altro un episodio di cui parla anche Carlo Levi in Tutto il mare è finito. Questo carabiniere è stato ucciso nelle campagne di Orgosolo in seguito ad un agguato per mano di banditi. E quello che emerge è chiaramente una visione, mi rendo conto, parziale, però il messaggio che usciva fuori dall'isola era quello di una terra per certi versi complessa, sicuramente da conoscere e da scoprire, e questo mi ha fatto riflettere su quello che doveva essere stato anche il coraggio di Sandra Piras proprio in quel periodo in cui comunque la nomea della Sardegna era legata a dei fatti di cronaca comunque obiettivamente scomodi. Ecco, lei decide nel 66 di aprire una galleria d'arte e lo fa non solo con coraggio ma anche con la volontà di dare un riscatto a livello nazionale di un territorio, e questo chiaramente le fa onore. E poi un altro elemento su cui vorrei riflettere insieme a voi è che si tratta di una gallerista donna, e questo non è un fatto di poco conto. Se pensiamo che ad esempio la critica d'arte americana Linda Nochlin nel 1970 più o meno fa una provocazione e dice: ma come mai non ci sono artiste donne? Ebbene, ovviamente artiste e galleriste donne esistono, però nel corso degli ultimi 2 secoli le istituzioni di fatto hanno alimentato il mito, lo stereotipo dell'artista uomo, genio, ribelle, di contro un'attitudine più docile forse della donna, che viene proposta sì come esempio di buon gusto, però più legata all'artigianato, non a una vera e propria genialità artistica. E quindi chiaramente questa è una delle storie dell'arte. Mi piace ricordare anche lo studio di Maria Antonietta Trasforini, che ha scritto un testo fantastico che si intitola Nel segno delle artiste, che riflette proprio su come le istituzioni siano cambiate nel corso del tempo e su come sia importante riflettere su un approccio diverso e anche considerare quelli che sono i dati di fatto, perché nell'Ottocento per esempio alle artiste era in parte precluso l'accesso agli istituti d'arte, era più difficile accedere, non potevano frequentare le lezioni di nudo, per esempio. Era sconveniente che le donne camminassero da sole per strada, e questo chiaramente ha delle ripercussioni enormi anche sulla loro capacità di aggiornamento e di conseguenza di creare delle opere d'arte davvero innovative. Sul fronte delle gallerie invece chiaramente anche lì artiste e galleriste donne ci sono state. Mi viene in mente per esempio Lea Rumma, che nel 1971, se non sbaglio, apre a Napoli una galleria che sarà fondamentale per lo sviluppo di alcuni linguaggi, ad esempio la performance di Marina Abramovic. Però ecco, giusto per darvi dei dati concreti, siamo nel 1971 e Sandra Piras a Nuoro la galleria l'apre nel 66, quindi anche questo non è un dettaglio di poco conto. E poi, che ne so, sempre negli anni coevi all'attività della Galleria Chironi, collettivo di artiste femministe, le Guerriglia Girls,
si interrogano anche qua in maniera molto provocatoria sulla presenza delle artiste donne al Metropolitan Museum di New York e dicono ma bisogna essere nude per entrare al Metropolitan Museum, e questo lo dicono in maniera provocatoria in seguito a degli studi che fecero e che rilevarono che solo il 5% delle artiste donne erano presenti nella sezione moderna e contemporanea, e che però di contro l'85% dei nudi erano femminili. Quindi tutto questo vi fa capire come a livello nazionale e mondiale di fatto ci fosse un fermento proprio per puntare i riflettori sull'attività delle donne, e quindi possiamo capire ancora più assieme il valore di questa attività da parte di Sandra Piras. E poi non so, insomma, i livelli di riflessione sono tantissimi. A livello proprio di scoperta di linguaggi artistici, anche qua il ruolo di Sandra Piras fu fondamentale in un periodo in cui, vi dico, è difficile comprendere mentre i fatti stanno accadendo la portata di quegli stessi fatti, e lei ci è riuscita. Infatti il collega ricordava ad esempio prima l'attività di Mauro Manca, ad esempio L'ombra del mare sulla collina, opera spartiacque del 1957, che di fatto aiutò a compiere quel passaggio di aggiornamento che in Italia stava avvenendo già da qualche anno, e guarda caso anche lì attorno a una galleria privata, perché negli anni 30 fu la Galleria Il Milione di Milano ad alimentare questa transizione tra figurazione e astrazione, con l'attività ad esempio di artisti del calibro di Vicini, che disse per esempio che la pittura era l'arte delle forme e dei colori, proprio per enfatizzare il ruolo di questi due elementi in relazione a un'innovazione del linguaggio. E quindi a partire da quel momento, vabbè, lo sapete, questo dibattito tra astrazione e figurazione continua avanti per decenni, finisce in Parlamento e di fatto occasione anche di scontri molto forti. Ricordiamo ad esempio le critiche asprissime che furono volte allora direttrice della Galleria Nazionale di Roma, Palma Bucarelli, che anche lei, mi piace ricordarlo, direttrice donna, ebbe un ruolo fondamentale nella diffusione dei linguaggi contemporanei. E di fatto ci fu uno scontro che fu anche politico, perché il segretario del Partito Comunista Togliatti per esempio recensì una mostra dei pittori astrattisti definendola un accrocchio di cose mostruose, e lo fece tra l'altro sotto falso nome, quindi anche lì forse anche non troppo, c'era da un lato la volontà di sostenere una tesi senza esporsi troppo, però di fatto ecco il partito alimentò anche tutto quel filone di realismo socialista che poi ebbe chiaramente un ruolo fondamentale. E quindi tornando alla Sardegna, chiaramente la Sardegna guarda a questi eventi, guarda ai cambiamenti che stanno accadendo nell'isola, e lo fa con opere di importanza capitale. Abbiamo appunto citato l'opera di Mauro Manca, o anche l'opile di Maria Lai del 59, che è sempre parte della collezione permanente del MAN. E quindi da parte della gallerista Sandra Piras ci fu anche il fiuto eccezionale di riuscire a cogliere questi fermenti, e lo fece su un doppio livello: da una parte guardando al panorama nazionale e internazionale, però non dimenticandosi, come diceva il collega, anche dei fermenti interni che valorizzò al meglio. Ed è, diciamo, che questa eredità è un'eredità che viene portata avanti anche oggi dalle attività che stiamo sviluppando in questi anni. C'è
anche da parte del MAN la volontà di portare avanti un discorso che è parallelo ma comunicante, quindi un'attenzione verso i grandi artisti della storia dell'arte, visto che di recente sono stati esposti Picasso, Matisse e altre grandi mostre sono in programma per il prossimo anno, e al contempo però c'è una valorizzazione degli artisti sardi locali e questo discorso viene portato avanti ad esempio attraverso la partecipazione a bande ministeriali che hanno consentito di ricevere dei finanziamenti per la valorizzazione di artisti locali, come ad esempio Luca Spano con cui abbiamo vinto Strategia Fotografia, e questi bandi consentono anche la produzione di opere che poi entrano a far parte della collezione pubblica del museo e quindi diventano parte del patrimonio della comunità. E poi mi piace ricordarlo, comunque le attività del museo non sono completamente impermeabili rispetto a quelle delle gallerie, cioè c'è un lavoro che noi facciamo in tandem insieme alle gallerie, sia per scoprire appunto nuovi talenti da valorizzare. Ad esempio penso a alcune delle attività recenti. L'anno scorso abbiamo bandito un bando, insomma, abbiamo lanciato un bando dedicato a artisti sardi per permettere loro di fare una residenza in Svizzera, a Monteverità d'Ascona, così come la Svizzera ha fatto di riflesso, ha consentito a 3 svizzeri di venire in residenza qua. E proprio in quell'occasione i vincitori sono stati, come dicevo, 3 giovani artisti sardi, e uno di questi è Marco Useli, che ha lo studio proprio a pochi chilometri da qua e che è uno degli artisti valorizzati invece dalla galleria di Chiara Manca Spazio, che diciamo è collegata a filo diretto con la galleria di Sandra Piras per una serie di motivi anche insomma, di eredità intellettuale, di dialogo che c'è stato tra le 2 galleriste, per cui effettivamente Chiara Manca reputa Sandra Piras la sua mentore, diciamo, la sua guida spirituale. Non so se avete domande e riflessioni, mi fa piacere. Insomma. Grazie. Come la provvedi? Sì, la domanda che volevo fare è questa, ma fu tutto così idilliaco, tutto... No, ovviamente no. Cioè, qual è il rapporto con la comunità nuorese? Nuoro come la colse all'epoca? Cioè, mi sembra che ci sia dell'omertà, cioè... Tony, scusa, potresti Non ho avvicinarti finito qui? la domanda. No, perché Mi così sembra il succede. dibattito monco, mi sembra il contributo finora dato assente di alcune criticità, cioè, così come è accaduto per Grazia Deledda, Cioè, scusa, e così come accade per molti altri. non ho capito bene il senso della domanda. Tu dici che dall'illustrazione che hanno fatto Carlo e Elisabetta sfugge... No, di tutti e 2, cioè manca l'aspetto critico, cioè Posso? le difficoltà, non era tutta strada in discesa. Certo che ci mancherebbe altro. Erano tempi complicati, la vicina aveva il 50% dei voti, cioè il 68 era ancora a rivale, cioè erano un mare di problematiche. Infatti, no, ma scusa, questo lo dico, poi passo la parola a Carlo, che nonostante un clima sociale, l'hanno detto sia Elisabetta che Carlo, non favorevole, eravamo negli anni bui del banditismo, una situazione economica disastrosa in Sardegna, perché gli effetti del piano di rinascita tardavano a farsi vedere. A Nuoro si realizzava un discorso artistico avanzatissimo che non riuscivano a fare neanche realtà molto più evolute sulla carta di noi, ecco, questo, però adesso Sì, ma quanti nuoresi l'hanno capito questo tentativo? No, la domanda assolutamente no, però la domanda è assolutamente corretta, però partiamo da alcuni presupposti. Il comune di Nuoro nel 57 e poi nel 59 fa un grande premio, il premio Sardegna, una volta vinto da Mauro Manca e una volta vinto da Maria Vai,
che parla di arte contemporanea e vengono premiate 2 opere molto spinte di arte contemporanea, appunto. Dopodiché, nel mi pare 64, Costantino Nivola, un artista che all'epoca a Nuoro io non so quanto potesse essere famoso, viene scelto dal comune di Nuoro Non era famoso. per, chiaro, era famoso nel suo ambiente, non nell'ambiente dell'arte contemporanea, ma ai nuoresi non so quanto potesse essere famoso. E anche perché era fuori dalla Sardegna, Certo, viene scelto comunque per fare una grande piazza per Nuoro, una piazza anche... No, però viene inaugurata nel 67, però sono già, forse anche nel 66 viene inaugurata, ve lo confermo così non dico scemenza perché ce l'ho. È nel 67. Allora, Nivola in quel momento fa la mostra nella galleria che vi ho detto prima, 1966, l'Acquario. Sì. E lui si trova a Nuoro, propone una mostra a Nuoro, perché stanno finendo Piazza Sata. Quindi un certo livello a Nuoro di conoscenza dell'arte contemporanea e di queste sue proposte c'è, se no non avrebbero affidato un progetto mastodontico, tra l'altro anche di difficile lettura per una persona di Nuoro. Nivola racconta che mentre stava costruendo Piazza Sata aveva già sistemato i grandi megaliti che provengono dal Monte Ortobene, passa una signora e gli fa i temeru sono che ne sa Piazza Nova e questa spreda sa che non lo piccano e la bogana però contemporaneamente riesce il comune ad affermare questa realtà. Dopodiché nasce una nuova realtà, quella di Sandra Piras. Sandra Piras, sia chiaro, lo dice proprio il testo di apertura della galleria, lo scrive Marcello Serra, un grosso intellettuale dell'epoca. E il Marcello Serra specifica proprio quali sono gli obiettivi della galleria, cioè proporre e aggiornare il pubblico di Nuoro a dei linguaggi difficili, dei linguaggi contemporanei, fargli capire cosa succede nel resto del mondo, aggiornarlo e anche con un obiettivo sociale. E questo in realtà alla galleria riesce, perché prima di tutto la galleria evidentemente vende. Anzi, Sandra Piras quando racconta queste cose nelle varie interviste, sia abbastanza recenti, le interviste degli anni 70, le interviste degli anni 80 e poi le interviste degli anni 90, dice che più o meno fino agli anni 80 la galleria vendeva benissimo, cioè le mostre andavano bene, nel senso che la mostra è andata bene, aveva venduto tutto. Poi ovviamente c'erano diversi tipi di pubblico, chi passava in galleria magari diceva non mi piace, magari preferiva altre proposte, però le opere vendevano a un certo tipo di pubblico. Dopodiché l'obiettivo della galleria è educare proprio il pubblico. È ancora in questo senso un momento anzi una prova dell'affermazione è da una parte la risposta della stampa, parlo di stampa locale, non stampa specialistica, dell'articolo di Art Forum a uno di Nuoro, può non interessare, però la stampa locale dà una risposta di queste mostre. Quindi da una parte c'è una certa risposta e poi dall'altra parte c'è con gli anni 80 la risposta delle istituzioni. Le istituzioni di queste mostre si interessano, vogliono continuare questo percorso che ha tracciato Sandra Piras. Quindi penso che l'effetto della presenza della galleria sia stata fondamentale e notato anche dall'ambiente di Nuoro, semplicemente anche basandoci semplicemente sulla risposta della stampa e sulla risposta delle istituzioni pubbliche. Negli anni 80 le istituzioni pubbliche, che è difficile per le istituzioni pubbliche, veramente, passatemi il termine, cacciare i soldi, li caccia soldi per fare delle mostre molto di spessore e ricostruire questo. E oltretutto poi questa avventura continua e diventa il MAN. Quindi la risposta in qualche modo c'è stata. Pensiamo anche alla generazione di artisti che si sono formati in quel periodo. Sergio Cara, Vincenzo Satta, che racconta specificatamente che lui andava a vedere le mostre della galleria, pittori, anche editori di Nuoro andavano lì e si sono formati lì. La prima direttrice del MAN ha avuto molti contatti con Sandra Piras e poi come ha detto la collega, tante persone sono state ispirate dalla galleria. Poi non ci vedo un collegamento, nel senso non è un'eredità, è semplicemente un'ispirazione, perché poi si sviluppa in maniera diversa, però no, ovvio chiaro, che... ma anche lì io voglio dire che
sono stati tanti semini che sono stati recepiti. E che sono Era cresciuti. questo il senso. Sì, assolutamente. Poi chiaramente l'arte contemporanea crea sempre un attrito, è un po' anche forse uno degli scopi che vuole avere, e li crea a Nuoro come li ha creati nel resto del mondo. Come li crea a New York, Cioè, se una pensi ad piazza esempio come... che la prima mostra degli impressionisti recensita dalle Figaro parlano di 5 o 6 pazzi tra cui una donna, sono gli impressionisti, ecco, quindi questo Sì. per dare un'idea di quanto ci sia sempre diciamo un'attività respingente quasi dell'arte contemporanea, che talvolta è talmente contemporanea che non viene capita, però è importante notare come ci siano stati in questo territorio delle attività che hanno creato proprio la comunità che oggi partecipa a questa serata. Ci sono tanti elementi che vengono recepiti in maniera diversa, però Sì. vengono recepiti. Poi le attività possono interessare o non interessare, essere d'accordo o no, però sono per l'appunto semi che ci consentono di essere qua a discuterne, e non è banale. Assolutamente. Vorrei aggiungere una cosa brevissima, cioè proprio negli anni peggiori, quando apre la Galleria 88, un paese che era nell'occhio del ciclone, famoso in tutti i giornali del mondo, non solo in Italia, che è Orgosolo, trova una via di riscatto attraverso l'arte murale, che in realtà è il primo esempio di street art d'Europa. Nasce a Orgosolo. Orgosolo cerca di riscattarsi attraverso questa denuncia sociale fatta soprattutto dai ragazzi, dai giovani, dai giovanissimi, delle scuole che disegnano, che mettono in una forma artistica abbastanza elementare, abbastanza primaria, però quelli che sono i temi che hanno fatto diventare il loro paese così tristemente noto. Allora, oggi quella è una grande ricchezza culturale e anche turistica. Ecco, perché comunque l'arte, se non è provocazione, diventa solo un prodotto commerciale e basta. Diventa decorazione. Diventa decorazione, appunto. L'arte deve essere provocazione. Mi pare anche che in quel periodo, anzi da quel periodo in poi, ci sia anche una grande attenzione all'interno di tutti gli ambienti in Sardegna riferito all'arte, perché se pensiamo che quale paese non ha dei murales all'interno del suo spazio, che sono, sia chiaro, un linguaggio diverso da quello che può proporre una galleria d'arte che punta a dei linguaggi d'avanguardia, però comunque le persone all'interno di quello spazio, chi abita quello spazio, riconoscono l'importanza del linguaggio artistico, ne riconoscono fondamentalmente, molto sentitamente anche l'importanza. Quindi penso che sia stata quella che ovviamente l'esperienza di Sandra Piras è collegata a un periodo, nel senso che è collegata a quei fermenti degli anni 60 e a quell'anche impegno politico e culturale. Ma chiaramente poi ogni periodo storico ha delle sue particolarità, questo è... Assolutamente, infatti. E l'arte ha l'ambizione di anticipare le tendenze del periodo storico che verrà dopo, insomma, ecco perché crea tanta discussione. Scusate, qualcun altro ha delle domande? Con la prima siamo andati, Edoardo Murza. L'opera Trasporto Sandrina Pira non può aver anche ispirato la creazione dell'Istituto d'Arte a Nuoro? Assolutamente sì, perché nasce in quell'anno. Cioè, Un collegamento. Edoardo chiede, scusate, ripeto la domanda perché sennò quelli che ci seguono sul web Edoardo ha chiesto se grazie all'attività vulcanica di Sandrina Piras a Nuoro si afferma l'esigenza di avere un istituto d'arte. Io in questo caso parlo da giornalista che scriveva di cronaca in quel periodo, direi sicuramente sì, perché l'istituto d'arte nasce su due filoni principali. Uno era quello dell'arte vera e propria e l'altro era quello dell'artigianato, perché Nuoro aveva
un'esposizione dell'isola l'isola era l'Istituto Sardo Organizzazione del Lavoro Artigiano, poi disgraziatamente estinta, che aveva un'esposizione importante a Nuoro e raccoglieva alcuni degli artigiani artistici più significativi della Sardegna proprio nell'esposizione che era proprio sopra le nostre teste. Sì, qui, Un intervento. ecco. Angelo, volevo dire una Prego, cosa a proposito niente, per dell'Istituto favore. d'arte. Lo dici, così non devo ripetere le domande. La nascita dell'Istituto d'arte è stata voluta da dottor Latte, che era un carissimo amico di Giovanni Ciusa-Romagna, e infatti ha voluto dedicare l'Istituto d'arte al suo caro amico. Tra l'altro oggi è l'anniversario della sua nascita ed è stato anche lui che ha premiato Mando Manca nella mostra che aveva organizzato a Nuoro proprio con il quadro L'ombra del mare sulla L'ombra del collina. mare sulla collina. Quindi è nato nel 68-69, la prima classe è stata la nostra classe, io ho aperto l'Istituto d'arte con i miei colleghi, qui abbiamo la nostra docente Rosetta Murru, che è stata perché sono venuti tutti da Sassari. Il primo preside è stato il grande regista Fiorenzo Serra, il nostro primo a cui poi è seguito il grande artista Niccolò Masia, che ci ha portato avanti per tantissimi anni. Ecco, solo questa parentesi, perché è stato il dottor Latte che ha voluto fortemente Quale dottor Latte? Dottor Latte? Bachisio Latte. Certo, no, preciso anche per gli ascoltatori. Sì, certo. Dobbiamo dire che assolutamente la domanda che rivolgeva il signore è stata fondamentale la Galleria Archironi 88. Certo, Si andava settimanalmente, si incontravano gli artisti, si comunicava con loro, si portavano queste esperienze, si lavoravano a scuola. Questi collegamenti sono stati di fondamentale importanza per la formazione Due generazioni di artisti sono passate attraverso la galleria, sì. Di artisti e di operatori culturali, abbiamo detto, editori, critici, scrittori. Perché la lungimiranza di Sandrina era nota, non rimaneva soltanto un'esposizione fredda, era una persona che riusciva sempre a catturarsi l'attenzione. I percorsi erano sempre percorsi che aprivano la mente, che istruivano verso un mondo che certamente noi non avevamo a Nuoro, il nostro ambiente a portata di mano. Era un ambiente che apparteneva al continente e ad altre realtà, come giustamente hai descritto tu, che ha esperienze americane, autori di grande rilievo. È stato fondamentale per questa prima formazione. E comunque il fatto incontestabile è che Nuoro continua a produrre, grazie anche alla meritoria attività del MAN, continua a produrre dei giovani artisti di assoluto interesse, di assoluto rilievo, che fanno della ricerca artistica di grande interesse, di grande potenzialità. Quindi comunque quel seme di cui parlavo all'inizio continua a generare frutti positivi. C'è qualcun altro che... Non hanno detto che a noi abbiamo esposto già 3 volte. Posso? Prego, Mariolina Mannia. Ecco, grazie. Mariolina. Vieni qua. Speriamo che no, preferisco Mariolina Mannia che addetta ai lavori perché no, tra l'altro prendo spunto gestisce il museo McLula, no, ha creato il museo McLula. McLula, scusa, sì. Poi ci arrivo e lo perché dico. Museo di Arte Contemporanea è un acronimo che significa Museo di Arte Contemporanea a Luca. Quindi non c'ha niente a che vedere con McDonald's. E ne siamo orgogliosi, no?
prendo spunto come dire, da una sorta di piccola polemica, credo positiva, che insita un pochettino un po' nel nuorese di vedere sempre il lato B delle cose. Probabilmente lo fa per scuotere un pochettino, perché credo che abbiamo bisogno anche un po' qualche volta di scosse. Siamo portati a negare tutto quello che è sotto i nostri occhi, le nostre perle, insomma, i nostri gioielli non li vediamo a volte. Per tornare al discorso di Sandrina, io non conosco lei, ma siamo molto amici con Giulio Frugheri. Oggi non è potuto venire perché non stava bene, però a lui avrebbe fatto piacere davvero, perché sarebbe stato un grande testimone di tutto quello che poi è stata la Galleria 88, perché insieme a Sandrina in effetti l'hanno portata avanti, insomma, ecco. E lui racconta, infatti, tra l'altro, intanto premetto questo, che a Nuoro, così come in Ogliastra, l'arte in genere, che può essere arte, che può essere musica, che può essere tutto quello che alla fine è cultura, è un pochettino una cultura fisiocratica la nostra, cioè noi pensiamo che i beni provengono dalla terra e basta. Io in casa mi ricordo, ho una sorella che è maestra del 40, ma quando arrivavano i libretti della cultura, babbo li prendeva e li bruciava. Ahimè, siamo un po' ancora in fase evolutiva. Qui Darwin sicuramente avrebbe elaborato qualche teoria, ce l'abbiamo insita e non facciamo nulla per fare un po' un salto in avanti. In Ogliastra l'augurio più grande che potevano dare a un figlio è quello di vederlo a Nuoro dietro un bar, a gestire un bar, a aprire un bar. Questo è come ti vedere in Nugoro, zillerai in Nugoro. Quindi un pochettino, questa è la realtà. E allora è un po' rimasta, da questo punto di vista ancora, come si dice, siamo rimasti mentalmente legati a questa cosa, e lo vedo anche noi che appunto abbiamo avuto come dire, l'ardire di fare a Lula, ecco, prima si parlava a Nuoro degli anni 60, ma è Lula con tutto il passato, con tutto il travaglio legato a diverse vicende che noi abbiamo avuto. Infatti la prima cosa che ci hanno detto: ma come state portando questa cosa a Lula? Ma come? Ma è impossibile. E vi devo dire che noi l'abbiamo fatta a prescindere da tutto. In un primo momento qualche disturbo che è tipico delle nostre, ma non credo delle nostre realtà, credo che sia generale, sono fenomeni universali che si esplicano in modo diverso, ma esistono, va bene. Da noi possono essere stati appunto questi dei sequestri, adesso del rifugiato, e poi di normali violenze legate a disagi di ragazzi che purtroppo non hanno trovato ancora una collocazione. Noi personalmente vi devo dire, quando stavamo mettendo le telecamere nel museo, abbiamo avuto qualche avvisaglia, cioè ci hanno sparato a dire no, ma voi dove volete andare? E così qualche altro fatto, qualche episodio. Però l'atteggiamento che noi abbiamo adottato nei confronti di questi fatti è quello del silenzio assoluto. Io sono dell'idea che quando avvengono determinati fatti è bene che non gli si dia risalto, se no il fenomeno dell'emulazione, ahimè, moltiplica e aggrava il problema. Da quel momento, vi devo dire, noi abbiamo inaugurato a luglio del 92, del 92, ora bene, quei ragazzi, quel gruppo di ragazzi che prima ti buttavano la lattina e venivano per le loro cose, eccetera eccetera, non è più successo nulla. Il metodo Montessori forse ha funzionato della serie: io vengo, sei lì, ti passo la mano sulle spalle e andiamo a prenderci un caffè assieme. Noi questi ragazzi un po' li abbiamo, come dire, conquistati in questo modo. Oggi questi ragazzi, che prima erano un po' il disagio della comunità, non esistono più. Noi andiamo al bar assieme, loro salgono al museo a visitarlo e dicono: non pensavamo una cosa del genere. Noi abbiamo i fiori fuori posizionati, vasi dei fiori che possono essere tranquillamente divelti e fatti fuori. Non è più successo nessun fatto. Quindi
cui voglio dire che la cultura educa, anche se può sembrare strano, ma la cultura educa. No, perché molti dicono no, torno a dire al fisiocratico, perché ancora permangono sacche un pochettino di concetti fisiocratici che tutto il resto è noia, mi spiego? Ecco, noi abbiamo questo tipo di esperienza. Per tornare al discorso di Gino ci racconta, per esempio, a Nuoro sono venuti i grandi, è passato Fontana, è passato Prima che fossero grandi, Sironi, è passato D'Angelo, Bonalumi, sono venuti i grandi dell'arte contemporanea, e ci racconta anche che un giorno con D'Angelo è appunto uno degli ultimi della scuola dei surrealisti, che ha conosciuto mio marito, che stasera ha avuto un impegno, non è qui presente. Vieni qui. Vieni, no, è perché volevo che tu racconti questa storia, perché è importante, no? Di D'Angelo, che un giorno andando al monte gli dice a Gino: adesso ferma perché ho bisogno di aria. Come ha bisogno d'aria? E quindi si attacca al tubo di scappamento. Aveva bisogno di anidride carbonica venendo da Milano, quindi questo è un fatto un po' simpatico, però per dire cosa. Che so, con la moglie di Sironi a Parigi c'era Sironi e Andrina, come si chiama? Sandrina, che queste parlavano tra di loro. Gino si nervosisce, apre lo sportello e li butta fuori. Dice: adesso basta, arrangiateli. Nel piano Parigi, eccetera. Qui ci sono anche fatti interessanti, insomma. In ogni caso, Gino Frugheri, la Galleria 88 è nel mondo. Da noi sono venuti dei galleristi di Albisola, che c'era uno scambio allora artistico per anni e anni che continua e permane oggi, e la Galleria 88 è nel mondo, voglio dire. Noi abbiamo degli amici, Scoglio di Quarto ai Navigli, che lo stesso hanno avuto delle relazioni sempre con questi grandi artisti, cioè voglio dire, questi hanno dato un respiro internazionale, del quale, come puoi dire tu, Tonino, forse qui non si respira appieno. È così come la figura di Grazia Deledda. Le faccio una domanda veloce, ma lei la galleria l'ha mai frequentata? Sì, io abitavo vicino alla galleria. Io abitavo in via Bonarroti quando ero studente. La galleria, penso un po'. Non ho memoria della sua presenza, del suo passaggio in galleria. Del mio? Vabbè signora, però, voglio dire, io ero studente, signora, certamente forse perché gli studenti a voi non si dà importanza perché non hanno la carta di credito, probabilmente questa. Io sto parlando degli anni, signora, 70 fino al 78, io abitavo in via Bonarroti, a 100 metri dalla galleria. Vabbè, può essere. Per ragioni di età. Io sto in particolare sto riportando i racconti più che altro, no? Io sono andata e l'ho vissuta, ma non l'ho vissuta intensamente, era allora non si aveva neanche questa sensibilità. Comunque mi sono persa, e vi ringrazio in ogni caso per questa piccola testimonianza sul fatto che ancora strada ne dobbiamo fare. Però non bisogna mollare. Grazie. Quindi, Qualcun altro vuole intervenire? Beh, argomenti ne abbiamo messo tanti sul tavolo, quindi no, io vorrei tornare invece a dire una cosa sul discorso relativo alla presenza femminile nel mondo dell'arte, perché c'è un fatto molto interessante nell'arte contemporanea in Sardegna, che le principali gallerie che sono esistite in Sardegna, queste gallerie dell'affermazione dell'arte contemporanea in Sardegna, erano dirette da delle galleriste. Abbiamo a Nuoro, come vi ho detto, dal 66, Sandra Piras con la galleria fino all'88. Allo stesso modo c'era a Cagliari una galleria fondamentale che è nata nel 73. Immaginatevi che all'inaugurazione c'era Gino Dorfles,
che in quel momento non che fosse un nessuno, però era un semplice docente entrato da pochi anni nella docenza universitaria all'Università di Cagliari, ha inaugurato lui la galleria con Anouk van de Velde, che è una gallerista che arrivava dal Belgio, e dopo 2 anni la galleria invece entra in direzione della galleria Angela Grilletti, un'altra donna. Queste 2 gallerie, Chirone 88 e Art Duchamp, sono quelle che hanno veramente costruito dagli anni 60, agli anni 70 e agli anni 80 la storia dell'arte contemporanea in Sardegna. Proprio 2 galleriste. Poi ci sono anche altri casi, ci sono delle gallerie che per quanto non abbiano tenuto una linea magistrale come quella di queste 2 gallerie, di Chirone 88 e di Art Duchamp, hanno avuto delle galleriste donne. Ci sono delle varie gallerie a Sassari molto importanti, e poi una galleria, una storia particolare anche, una galleria nata a Cagliari che si chiama La Bacheca, fondata da un allenatore del Cagliari di cui ora mi sfugge il nome, e poi successivamente dopo un paio d'anni la direzione della galleria viene presa Livia Scutto, che è una stata, quanto non dello spessore di Angela Grilletti e di uno spessore così alto come Sandra Piras, ha gestito per molti anni questo spazio. E allo stesso modo poi queste 2 galleriste, queste 2 gallerie hanno anche riconosciuto la necessità di sottolineare, di rendere evidente la presenza femminile nell'arte contemporanea in Sardegna, con artiste come, nome su tutti, Maria Lai, ma anche con dei progetti come quello di Sandra Piras del 1982, Istanze Contemporanee. Che era curato tra l'altro da un'altra donna, la professoressa Frongia. Sì, la professoressa Frongia ha presentato, la professoressa Frongia era docente di storia dell'arte contemporanea a Cagliari dagli anni 80 in poi, e ha presentato il gruppo di Cagliari di Istanze Contemporanee. Sì, erano 3 eventi, ognuno per una provincia, non esisteva ancora la provincia di Orisano, che presentava le ricerche più avanzate di giovani promesse o giovani artiste già affermate dell'arte contemporanea in Sardegna, proprio per anche l'evidenza che probabilmente di fronte alle osticità, come ha sottolineato anche il Signore, che potevano affrontare queste figure, ci fosse anche la necessità di un impegno da questo punto di vista e di far ancora di più emergere queste presenze. Certo, perché nella storia una cosa è certa, che l'arte ha bisogno della sensibilità femminile per essere, come dire, fruita, perché l'artista, soprattutto l'artista uomo, è un cavallo imbizzarrito che corre dove gli dice l'istinto senza molta razionalità, ma la donna capisce quale cavallo poi merita di arrivare al traguardo e quale no, ecco, perché la sensibilità è tipica, la sensibilità della donna, dico, è proprio tagliata apposta per un approccio difficile come quello dell'arte, soprattutto dell'arte contemporanea. Niente. Vabbè. Ora chiudiamo la serata, 2 brevissime comunicazioni di servizio, una che il prossimo martedì si svolgerà il 5 marzo e come sempre sarà dedicato alla donna, perché nell'imminenza dell'8 marzo parleremo di una straordinaria donna nuorese che si chiamava Adelasia Cocco Floris, che fu la prima medico condotto d'Italia e fu anche la prima donna con la patente in Sardegna, quindi di una modernità assoluta. Ne parleremo il 5. Mentre invece invito chi volesse iscriversi all'associazione a farlo versando la modica cifra di 10 euro. Grazie per la serata, ci rivediamo il 5.